Hanno fatto il bagno anche qui nella fontana, danno da mangiare ai piccioni dove c'è un'ordinanza che lo vieta, anche perché qui ci sono parecchi ratti e come si può vedere appunto dalle mie spalle, più delle volte ci sono delle persone seminude che fanno il bagno, si lavano i panni, insomma, e tanti che invece di lasciare nelle rastelliere all'entrata qui le proprie biciclette se le porta fino appunto vicino ai giochi dei bambini dove che appunto transitando con le biciclette mettono in pericolo anche proprio l'incolumità dei minori, insomma. Bagni nella fontana, biciclette e cibo per terra. Anche nel parco Mestrino di via Torre Belfredo il degrado e la mancanza di rispetto sono all'ordine del giorno, nonostante le numerose iniziative cittadine per contrastarlo. Ecco perché ancora una volta i residenti hanno preso in mano la situazione di fronte all'ennesimo atto vandalico. Siamo accorti circa una settimana fa della mancanza di un pannello in alluminio che descriveva appunto le mura del castello, che praticamente è stato rubato e appunto c'era questo buco. Abbiamo pensato di utilizzare appunto il cartello di Enjoy Respect Venezia in maniera che così chi usufruisce appunto del parco vede quello che non si deve fare e anche le sanzioni amministrative che vanno dietro a queste irregolarità. E naturalmente c'è bisogno che ci siano chi le sanzioni le dia. La campagna attuata dal Comune di Venezia per insegnare ai turisti il rispetto della città è dunque arrivata anche in terraferma per azione di un cittadino che ha affisso i cartelli a spese sue. E non finisce qui, le iniziative in campo sono ancora molte all'interno del parco. Chi si ricordava il parco come era messo mesi fa, da allora insomma c'è stato veramente un cambiamento, anche ringraziando il Verde Pubblico che ci ha dato veramente una mano consistente. Adesso l'ultimo intervento che vorremmo fare, che è una certa importanza, è quello di pulire le mura dai graffiti ingiuriosi, e quello veramente è una cosa che lì ci vogliono appunto un macchinario particolare per poter appunto asportare queste vernici spray.